Ecco, abbiamo questa sera nella nostra rubrica Il Memento abbiamo la presenza del professor Bettiol, che naturalmente segue quello che è il dramma dei truffati dalle banche e che avevamo fino a poco tempo fa una speranza che si risolvesse in qualche maniera questo dramma, che per molti vuol dire risolvere i loro problemi economici oppure affondare. E quindi c'è stato un incontro a Roma dove si spera o si sperava che ci fosse un esito positivo. Professore, ci può raccontare un attimo come è andato l'incontro con il Presidente del Consiglio e con le varie associazioni che presiedevano questo incontro? Dunque, l'incontro di per sé è andato molto bene. Cioè, era amichevole? No, più che amichevole. Il Presidente del Consiglio praticamente ha anche ammesso che la legge che era stata approvata con la finanziaria era fatta male, come avevo denunciato. Ha detto che era pronto per un decreto legge che sarebbe stato emanato il giorno successivo. Ha spiegato che per forza era necessario un doppio binario per i risarcimenti, cioè risarcimento diretto o risarcimento con una forma arbitrale o para-arbitrale, che riguardava circa un 10% dei risparmiatori. Cioè, la maggioranza avrebbe avuto che cosa? Cioè, vuol spiegare la il maggioranza, meccanismo? no, tutti avrebbero avuto la stessa cosa, il 30%, solo che si faceva una differenza tra coloro che avevano un reddito personale entro 35.000 euro annui oppure non più di 100.000 euro di titoli di capitale, insomma mobiliare. Mentre per chi aveva condizioni migliori di reddito o di disponibilità sarebbe stata necessaria una certa procedura arbitrale, mentre il rimborso diretto è quasi automatico per tutti gli altri. Ho chiesto anche se eravamo d'accordo su questa soluzione, che era un po' imposta dall'Europa, poi ha anche letto la lettera. Perché l'Europa, per i nostri interlocutori, cosa dice? L'Europa dice entro certi limiti è un intervento sociale, per cui non occorre un particolare accertamento. Laddove insomma le cifre sono superiori naturalmente occorre almeno un arbitro, un giudice che valuti se effettivamente vi è stata una truffa oppure no, insomma, questa era la sostanza. E questo è stato confermato anche da Tria, che era presente. Ecco. Quindi a quel punto la maggioranza delle associazioni, erano presenti 17 associazioni, 14 sono detti favorevoli a questa soluzione che prevedeva il decreto il giorno dopo. 2 contrarie e un'associazione astenuta. Ho capito. Quindi siamo partiti come vi siete lasciati? Qual è stata la promessa da parte degli interlocutori del governo? No, il governo ha detto che il giorno dopo sarebbe stato fatto questo decreto. Ci ha anche invitato se volevamo restare lì nella sala verde dove eravamo stati accolti per fare suggerimenti sulla riforma della legge finanziaria e quindi poi sui contenuti del nuovo decreto, quindi di per sé uno poteva prendere anche un giudizio positivo, insomma più che positivo, insomma, sulla vicenda. Ecco, invece il giorno dopo non succede nulla. Secondo lei quali sono i motivi? I motivi secondo me si chiamano Di Maio, non è che sia tante cose. Quindi un motivo di carattere politico, insomma. Un motivo di carattere politico, sì. Veramente, Di Maio ha detto sono d'accordo tutte le associazioni. Non è possibile. Di Maio vuol dire, dice di no, si serve di 2 sprovvedute
persone che rappresentano due associazioni, dico sprovvedute perché vogliono l'impossibile, cioè risarcimenti automatici, che chiamano risarcimenti perché vogliono presupporre una responsabilità dello Stato, non un intervento a favore, quindi risarcimenti integrali, nessun controllo e via dicendo. Quindi è chiaro che sono richieste che non possono essere esaudite, quindi sono anche, diciamo, un sistema di boicottaggio per il fondo. Ma come mai c'è questa opposizione? È giustificata questa opposizione? No, non è, è giustificata secondo me per calcoli politici che fanno i 5 Stelle, probabilmente d'intesa con queste due associazioni, insomma, che probabilmente facciamo nomi con i nomi perché insomma quella di Armand e quella di Ugone. Ho capito, ma a chi giova questa tattica? Non lo so a chi giovi, forse è una tattica politica perché magari i 5 Stelle non gradiscono il fondo e si servono di queste due associazioni. Ma comunque il problema è questo, però, è che Di Maio ha fatto ancora le dichiarazioni, se non sono d'accordo tutti non si fa il fondo, ma evidentemente è abituato a una democrazia alla Rousseau, come si chiama quella tavola, dimentica che la piattaforma, sì, Rousseau esattamente, la democrazia è maggioranza, pensano, non può essere certo totalitaria perché non è vera democrazia. Senta, e i soldi ci sono allora, questo famoso 1,5 miliardi? Ma dunque, i soldi, che adesso sembra che anche i soldi va chiarita una cosa: questi soldi non sono soldi dei contribuenti, quindi i contribuenti non vengono a pagare diciamo così, i danni ai risparmiatori. Sono soldi che della gente col tempo si è dimenticata e dopo 20 anni evidentemente vanno distribuiti. Ma notiamo che fra l'altro per legge poi questi fondi vanno dati proprio per situazioni di questo genere, non così per tutte le situazioni di questo mondo. Quindi se poi magari è successo che se li sono spesi in altro modo, qui c'è anche una violazione di legge da parte del governo. Cioè il governo potrebbe averli spesi diversamente e quindi non averli più? Può essere anche questo, cosa vuole. Pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia mai, quasi mai. Insomma. Sì. Ho capito. Qual è l'attività adesso che è auspicabile per sollecitare questo rimborso? Dunque, il 19 ci sarà una manifestazione a Roma, una manifestazione di massa contro quindi parteciperanno tutti il governo, tutte le associazioni, sì. Quindi questa è, diciamo, una prima risposta, ecco, a mio avviso. Poi però va continuata l'azione, insomma, anche denunciando che, insomma, di questo governo, di queste forze politiche non ci si può fidare. Ecco, perché poi anche questo decreto attuativo non si è ancora letto nulla, non c'è un testo. Ma no, non c'è ancora prima del decreto attuativo avrebbero dovuto fare un decreto legge, perché hanno avuto anche la bella pensata di fare una legge pessima, che non si capiva se poi doveva risarcire tutti o risarcire nessuno. Basta pensare che il risparmiatore avrebbe dovuto dimostrare la violazione massiva degli obblighi di comunicazione leale, corretta e via dicendo. Ora, come faccia una singola persona che non deve avere l'assistenza legale, perché anche quella poi non la si vuole, a dimostrare la violazione massiva dei doveri di informazione? Uno potrà dimostrare quello che è successo a lui, certo, ma non certamente potrà andare a dimostrare
Quindi per obliterare questa legge ci voleva un decreto. Ci vogliono due passaggi, un decreto legge o una legge, insomma, il decreto legge naturalmente sarebbe più rapido perché nel 60, e poi il decreto di attuazione. Quindi né l'uno né l'altro è stato fatto, motivo per cui il 19 si è a Roma a protestare. Sì, esatto, sì. In piazza Montecitorio. No, perché dobbiamo notare che a proposito della paura che i soldi siano spariti è che pare che nel DEF vi sia una decurtazione addirittura della metà, quindi, esattamente. E quindi il rimborso sarà... Quindi se ci sarà, addirittura sarebbe previsto un rimborso dimezzato, poi c'è Bitonci che cerca di giustificare no, è solo un problema di cassa, non di quantità, ma, sono delle stime, insomma la verità è che c'è un dimezzamento poi nelle previsioni. E il sospetto che tra decreto e decreto attuativo si andrà necessariamente comunque dopo le elezioni europee a questo punto. Ma io credo, non so se ci sia probabilmente anche una partita elettorale, la scusa di prendersela magari con l'Europa ma sicuramente credo che ormai coi tempi sì, non ci siamo, comunque prima di fine anno sicuramente nessuno avrà nulla, insomma, questo è. Ecco, e questa è la brutta notizia chiaramente per le decine di migliaia di risparmiatori che sono in attesa di poter recuperare una parte. Ricordiamo che tanti sono magari pensionati o lavoratori che avevano avuto la liquidazione, che avevano investito per fare la casa al figlio magari, piuttosto che o anche imprenditori che comunque contano sui soldi per poter restare. Ma vedi, questa è proprio una emergenza sociale, quello che dà fastidio e che indigna è che non solo non si mantengano le promesse, ma che praticamente si scherniscano queste persone che hanno sofferto. Io almeno spero che abbiano qualche pensiero nel momento di votare, perché ormai certe forze politiche non sono assolutamente affidabili, sono il peggio che può essere venuto fuori. Bene, allora male bene. Noi sinceramente la settimana scorsa, quando l'abbiamo invitata a tornare appunto nello studio quest'oggi, confidavamo sinceramente, insomma eravamo un po' ottimisti diciamo da questo punto di vista, invece purtroppo siamo stati smentiti ancora da una politica che continua, come dire, possiamo dire, a rigenerare se stessa. Ma diciamo che ormai da anni la politica non è più credibile e c'è un rimpallo delle colpe da uno all'altro, però alla fine la politica deve fare e se fa allora il paese va avanti, se invece sono solo parole allora questo è un disastro. Certo. Professore, come dice? Ma questo per noi si voleva il cambiamento, ma qui si fa il cambiamento del peggio, ecco, cioè meno male con molti difetti nel passato, però insomma, la politica faceva delle cose, qui adesso si fanno solo guai e disastri, questa è la verità e per giunta si prende in giro anche la gente. Certo. Ricordiamo che più tardi, quasi un anno fa, subito dopo l'insediamento di Conte come Presidente del Consiglio, se non ricordo male, le associazioni di risparmiatori sono state tra le prime, forse le prime a incontrare il Premier, e la quale appunto con la promessa che sarebbe stata al primo posto praticamente ma questa è se dobbiamo fare tutta la storia, è una storia lunga, perché ricordiamo che era la finanziaria ancora del 205, all'epoca ancora qui il governo Gentiloni, era stata approvata una prima legge che aveva il difetto, se vogliamo, di un finanziamento modesto. Peraltro questo finanziamento poteva essere aumentato nel corso del tempo. Il sottosegretario Baretta, per un senso così di gentleman agreement mal posto, per la verità, non ha emanato il decreto attuativo, perché dicendo ma adesso hanno vinto le elezioni di altri, non me la sento di emanare il decreto attuativo.
notiamo che poteva farlo benissimo, perché finché un governo è in carica può fare tutto quello che vuole e non solo l'ordinaria amministrazione, come si dice, perché non c'è scritto da nessuna parte. Finché il governo è in carica resta in carica, questo è. Comunque, per questa gentilezza nei confronti dei vincitori è successo che naturalmente nessun decreto attuativo è uscito. È uscita una prima formulazione della legge, questa a un certo punto, sotto il periodo fine anno, che non andava del tutto bene certamente, ma che poteva essere una base di discussione. Non per nulla, siamo andati, per questo parlo proprio di presa in giro, siamo andati al Ministero con il sottosegretario Villarosa e via dicendo, discussioni, dice ma noi vogliamo che date un contributo alla normativa e via dicendo, quindi le associazioni riunite in un'unica cabina di regia hanno mandato poi delle proposte, gli emendamenti, tutte le proposte. Che cosa succede invece? Che con un colpo di mano, da semplici onorevoli dei cosiddetti 5 Stelle, la legge viene modificata completamente. Quindi, come dicevo, si trattava di una legge pessima e via dicendo. Ecco. Incontro con, naturalmente qui non esce il decreto attuativo perché non lo possono fare, perché era previsto il 31 gennaio, non può uscire, non è uscito. Ma non poteva attuarsi l'obbrobrio, quindi allora siamo a questo punto. Abbiamo avuto questa riunione di cui ho parlato con il ministro Conte, era presente anche Tria, era presente Villarosa, Fraccaro, via dicendo. Si era usciti con questa promessa e poi la promessa non mantenuta e quindi si va in piazza a protestare. Per forza. Bene, venerdì prossimo. Allora, ad adiuvandum prepariamo uno spot che manderemo in onda e magari, se ci concedi una breve intervista nei prossimi giorni, così ricalcheremo e ripeteremo, perché ripetita iuvant cavat lapidem, no? E quindi cercheremo di far capire che non si possono prendere in giro i cittadini dopo che sono stati truffati, e diciamo che questa truffa è stata anche agevolata da governi precedenti. Certo. Bene. Ci fermiamo qui, grazie al professor Rodolfo Bettiol per essere stato qua nei nostri studi. Ricordiamo, oltre che essere professore di procedura penale all'Università di Padova, è coordinatore delle associazioni dei risparmiatori. Bene, allora adesso un breve break pubblicitario e poi ultima parte di TV7 Match. Questa sera, come dicevamo in apertura, parleremo della famiglia naturale, famiglia biologica, famiglia reale. In queste ultime settimane si è parlato della famiglia in tutti i modi, in tutte le salse. La famiglia del terzo millennio, punto di domanda, quale sarà la famiglia del terzo millennio, perché qui ormai il cervello sta andando alla deriva e quindi ci stiamo inventando delle famiglie che andremo a discutere tra poco. A tra poco. Grazie.